finito una guerra da pochi anni e ne comincia subito un'altra. L'Italia parte per la campagna greco-albanese. Un passo avanti, sì, giusto. È ottobre e piove, gli alpini devono cominciare una invasione che non porterà a niente, perché dopo poi di settimane sono costretti a tornare indietro perché i greci hanno risposto giustamente invasi al loro assalto. Una guerra che aveva soltanto uno scopo di conquista, di dominio, di impero. Soldati che sono andati lì rubati dai campi a cercare di provare un territorio che non era loro. Potremmo raccontare che qui tante pagine come Ponte di Tarate, l'ultimo ponte fra Grecia e Albania, distrutto gli italiani mentre stavano ritornando indietro, mentre scappavano per impedire che i greci a loro volta passassero di là. Ma questa sera vi raccontiamo ancora una montagna, gli alpini sono legati alle montagne e quindi vi raccontiamo il Golico, questa montagna, questo panettone senza niente, senza alberi. Lì hanno dovuto resistere per non essere completamente distrutti. Una montagna fatta di sassi, di buche fatte dalle bombe, di tanto coraggio, di tanta volontà. Cantiamo questo cimitero che si chiama Golico.